Sì, secondo me sì. Forse l'unico è Ussaro Egra che potrebbe provare a farsi. Ci vado. Quarta corsa, seconda prova del Super Frustino, 1 Tiffany F, Andrea Farolfi, 2 Tina Turner F, Enrico Bellei, 3 Vien Rose, Lorenzo Baldi, 4 Ussaro Egal, Manuele Matteini, 5 Vancouver Ongi, Vincenzo D'Alessandro, 6 Ulrica Meni, Gaetano Di Nardo, in seconda fila 7 Tom Forbi Santomollo, 8 Vegas Claudet, Antonio Esposito, 9 Ushuaia B, Gaspare Loverde, 10 Stiacino Jet, Paolo Scamardella. L'errore di, anzi si rimane di trotto Ussaro Egral, con di dentro Vierrosa, al largo Ulrica Meni, 3 su di una linea. Arriva la curva con Ussaro Ega che alla fine si numero getta 7 Tom di galoppo. Ford B squalificato, numero 4 Ussaro Egral squalificato. Quindi l'errore, la squalifica per Ussaro Egral. Intanto vediamo sempre al comando Vierros che ha colto ottima partenza, sta venendo dura Ulrica Meni perché Vierros fa andatura, viene fuori un 28,5. Ulrica Meni a questo punto la corsa si complica non poco. Seconda posizione per Tiffany F. Tanto arriviamo ai 600 passati in 43,7, ancora 15,2 la curva. In vantaggio Lorenzo Baldi con Vien Rose, di fuori scoperta Ulrica Meni, la cui schiena è presa da Ushuaia B con Gaspare Loverde, poi al largo anche Stiacino Jet, mentre lungo la corda sono Tiffany F e il numero 5 di Vancouver Ongi. Il giro in 58,3, ancora 14,6 qui davanti alle tribune. Ritmo tagliagambe da parte di Lorenzo Baldi con la figlia di Algersol che arriva al chilometro in 1,13,7, ancora tonica al largo nonostante il percorso esterno. Ulrica Meni si avvicina, ma c'è la terza ruota da parte di Ushuaia B che insiste con Gaspare Loverde, in difficoltà Ulrica Meni, mentre ancora tonica lungo la corda è Tiffany F. Retta di là in 14,6 con in vantaggio Vien Rose, Tiffany F lungo la corda affiancata da Ushuaia B. Hanno preso vantaggio questi tre, siamo a 200 metri dalla conclusione con l'ultima curva passata in 15,2, retta d'arrivo, in vantaggio Vien Rose con Tiffany F seconda e stanca Ushuaia B. Ultimi metri ed è Vien Rose, Lorenzo Baldi che vengono a vincere davanti a Tiffany F, al terzo Tina Turner F, Tiera Bada, Vegas Claudet e via via tutti gli altri. 1,14,2 la media al chilometro per Vien Rose, il training di Marco Basile, i colori del signor Paolo Galassini. La guida di Lorenzo Baldi che coglie 10 punti, la quota per la figlia di Algersol di 23,29.